è venuto a trovarmi il mio amico Daniele e è interessato a una motosega e mi dice quale devo prendere? E allora io scherzosamente gli ho detto o questa grande o questa piccola, però dobbiamo decidere quale fra le due. Allora, al di là della battuta, questo tipo di provocazione vuol andare a riferirsi a qual è spesso la domanda che ci fanno i negozi. Vorrei una motosega, ma non sanno precisamente quale prendere. Diciamo che non è così facile, ma non è nemmeno così difficile, nel senso che la motosega, tante volte giusta, è in funzione della volontà di spesa che uno ha o della quantità o della tipologia di tagli che deve fare. Mi spiego meglio con un esempio. Se io ho raramente qualche taglio molto grosso da fare, cioè qualche tronco di dimensioni oltre i 50 cm, è inutile che vada a dotarmi di una motosega con una barra molto lunga per quella piccolissima percentuale di tagli che devo fare occasionalmente. È più logico che mi prenda una motosega adeguata per il tipo di tagli, sui 30 cm, 20 cm, eventualmente quando avrò bisogno di fare quei tagli occasionali faccio un paio di tagli o faccio qualche taglio in più e posso raggiungere lo stesso mio scopo. Quindi ho una macchina che ha sempre un peso adeguato, una potenza adeguata e una adeguata capacità, diciamo, di resa rispetto alla spesa che ho fatto. Vi faccio un altro esempio, l'opposto. Qualche cliente invece, pur tagliando poca legna, però ha a disposizione poco tempo e vuole effettuare quei tagli nel minor tempo possibile. Allora in questo caso il parametro non è più il prezzo e la macchina diciamo più piccolina, ma è una macchina estremamente potente. Quindi una macchina che ha nella stessa unità di tempo una capacità di taglio nettamente superiore, quindi il cliente ha la possibilità di effettuare quei tagli nel minor tempo possibile e quindi il parametro è diverso per quest'ultimo cliente rispetto all'altro che abbiamo detto che deve adeguare rispetto ai tagli che fa con la maggior percentuale. E quindi in definitiva cosa voglio dirvi? Che non c'è diciamo una regola ben precisa, ma bisogna parlare, discutere un attimo e capire quale può essere il prodotto più giusto in funzione di tutte queste variabili che possono essere diverse da chiunque possa utilizzare la motosega. In ogni caso l'importante è, come ha visto Daniele, che abbiamo dalla motosega più grande alla più piccolina. Diciamo che questa è una motosega giocattolo e quindi l'abbiamo messa qui per provocazione, tanto per far vedere che possono esserci delle differenze enormi. A questo punto, se siete interessati alla linea delle motoseghe, cliccate nel link in descrizione e ciao a voi e ciao al nostro amico Daniele. Ciao!